Dichiaravano di trasportare solvente organico, olio lubrificante o plastificante. Nella realtà le autocisterne trasportavano gasolio di contrabbando che veniva introdotto illegalmente in Italia dall'est Europa. L'operazione della Guardia di Finanza di Treviso si è concentrata sui mezzi pesanti in transito in A4 fermati nei pressi del casello di Venezia Est e dell'area di sosta di Roncade. Abbiamo portato a conclusione un'operazione di polizia giudiziaria che ha condotto al sequestro di 82.000 litri di gasolio in contrabbando e al sequestro dei 3 mezzi utilizzati per il trasporto stesso e la denuncia alla locale autorità giudiziaria dei 7 soggetti responsabili dei reati ascritti. I sospetti sono nati dalla documentazione presentata dagli autisti, incompleta e illogica. Illogica perché il prodotto veniva prelevato da raffinerie dell'Est Europa ed era destinato addirittura in paesi stranieri, quindi sostanzialmente il posizionamento dei mezzi all'interno del territorio nazionale non giustificava neanche da un punto di vista economico il tragitto che si stava effettuando. Le analisi sul prodotto trasportato hanno confermato che si trattava di gasolio introdotto illegalmente in barba alle accise e ai vincoli per la circolazione nella comunità europea. L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di controllo del gruppo della Guardia di Finanza di Treviso, che sta addirittura intensificando proprio in questo particolare periodo che è caratterizzato da tanta incertezza e soprattutto da speculazione, specialmente sul settore energetico e dei prodotti petroliferi.